mister allora. Guglielmo, scusa, Eccoci che siamo già online con Guglielmo Burato, l'assist del coach dello Jesolo. Alessandro, mando a te perché sei più bello, lo dicevamo in onda, forse ci avete sentito, ma parliamo della partita, tra poco ci sarà una grande sfida. Eravate quarto contro quinta, però lo Jesolo, boom boom, due bei botti. Sì, abbiamo rinforzato un attimo nel pre-mercato di gennaio due innesti buoni, Gabriel Alves e Silon, un bomber di tutto rispetto delle categorie nazionali, perché l'obiettivo è quello di stare più alti possibili da qua alla fine del campionato. Chi vince domani trova il Cosmos, altra grande partita, ma intanto c'è da giocare questa. Sì, questa per noi è importantissima perché dobbiamo rifarci del turno di campionato dove in casa del Borgo abbiamo subito la prima sconfitta della stagione, dove loro ci hanno messo seriamente in difficoltà e che da lì abbiamo deciso di ripartire per migliorarci e ampliare il nostro percorso. Intanto ti mandiamo via, ma una bella strada di mano, non c'è il mister perché si vergognava con le telecamere. Ciao Guglielmo, bocca al lupo, ciao. C'è il mister del Borgo, a te la parola Udi. Sì, buonasera mister, siamo qui alle Final 8 alla Belbotte Arena, in campionato li avete già battuti 5-1, sicuramente sarà una sfida diversa qui oggi. Sì, sicuramente sì, per noi è già un gran traguardo essere qui, ce lo siamo meritati, ce lo vogliamo godere fino in fondo. Certo sarà un Jesolo molto diverso perché è rinnovato da determinati investimenti che hanno fatto nel mercato, però noi siamo qua, ce la giochiamo senza paura e con la voglia di divertirci. E allora vedremo cosa succederà oggi, sicuramente in bocca al lupo a voi, anche alla squadra del Futsal Jesolo, e speriamo che sappiate regalarci delle grandissime gioie ed emozioni dagli spalti. E allora io vi auguro in bocca al lupo mister e crepi. Grazie. C'è un po' di discoteche, noi restiamo, tu vai negli spogliatoi con. Mancano le ragazze però. Non ho sentito il mister, mancano le violine. Troppo concentrato il mister. Già, troppo Corso concentrato, negli comunque spogliatoi. È una partita importante, ovviamente una cosa è certa. Chi vince questa domani affronterà il Cosmos 9 alle 19 in quella che sarà la prima semifinale di C1. Sulla carta, l'ho detto anche il tecnico Pettenello del Borgo, Jesolo che ha sparato due botti importanti ancora prima del 31 di dicembre. Silon io lo conosco da una vita, bomber di razza, però non è scontato. Guardiamo anche ieri quello che è stato la giovane Mestre Felice, ragazzini 16-17 anni che hanno battuto campioni mostri sacri come Leandrigno Alfonso o Bertoni. Sì, anche oggi una partita molto equilibrata, vedremo cosa sapranno offrire entrambe le squadre. Appunto, come hai detto tu Stefano, il Futsal Jesolo si è rinforzato molto, però ormai abbiamo capito che qui in queste Final 8 alla Belbotte non c'è nulla per scontato e tutte le partite possono regalarci delle emozioni e soprattutto delle novità come abbiamo visto ieri nelle Final 8 di Coppa Veneto C2, e quindi anche oggi in attesa di questa partita Futsal Jesolo Union Borgo. Abbiamo appena sentito l'allenatore dell'Union Borgo che appunto è carico e concentrato, è corso via negli spogliatoi per caricare i ragazzi per questa sfida. Si sta caricando anche la Belbotte, lo stiamo vedendo, si riempie sempre quando manca una decina di minuti. Oggi pubblico presente, c'è da dirlo sicuramente. Sì, pubblico c'è dall'altra parte della C1 e vi ricordo per chi è a casa che prima magari di vedervi la partita potete andare sul sito YouTube di Veneto Futsal TV su Roblox per vedervi gli highlights di quelle sono state le partite di ieri. Andiamo su impostazioni 10 minuti e poi sarà Union Borgo Futsal Jesolo, secondo quarto di finale qui in questa seconda giornata di Final 8 di Coppa di C1. A dopo. A tra poco.
Si accenderanno le luci tra pochi istanti per assistere al secondo quarto di finale di questa Final 8 di C1 in campo Futsal Jesolo e Union Borgo, rispettivamente quarta e quinta classificata al giro di boa. Un Futsal Jesolo che, come abbiamo detto nell'intervista pre-gara, assieme a Dubino Baggio ha sparato 2 botti pesanti con gli arrivi di Under Alves, arrivato dalla Serie 2 del Canosa, e soprattutto quello del bomber brasiliano Silon, che ha già segnato 6 reti in 2 partite. Un giocatore di esperienza, sicuramente la carta d'identità non gioca a suo favore, ma in campo sembra un ragazzino Udi. Sì, appunto, come hai detto tu Stefano, entrambe le squadre arrivano con condizioni diverse. L'Union Borgo da quinto appunto in campionato subito dopo lo Jesolo, ma sono 2 squadre che si equivalgono. Si è rinforzato molto nel mercato invernale appunto il Futsal Jesolo con questi 2 colpi importanti. Vedremo appunto se sapranno regalarci emozioni. C'è comunque sempre da tenere d'occhio Rafinha per lo Jesolo a quota 18 reti, così come Digao quota 14, giocatori che sapranno fare la differenza. E dall'altra parte invece abbiamo un Union Borgo che può contare sui piedi di Pavanetto, così come Bassic, Scandagliato. Insomma, i giocatori di qualità non mancheranno in quella che sarà Futsal Jesolo contro Union Borgo. Vedremo, restate con noi adesso tra pochi istanti all'inizio della gara. Union Borgo che nel precedente tra le squadre si era imposto per 5-1 in casa contro appunto il Futsal Jesolo. Ci sarà anche voglia probabilmente di rivalsa per questa sconfitta del campionato. Oggi però lo sappiamo, quella Bel Beauté tutto è possibile. Abbiamo visto con alcune partite in cui squadre magari nettamente sfavorite si fossero imposte sull'avversario, quindi vedremo che emozioni saprà regalarci oggi questa partita. 72 gol fatti per il Futsal Jesolo, è il secondo miglior attacco dietro solamente al Marco Polo, che è avanti solo di 1, a quota 73. Si scaldano i giocatori, sono scalpitanti per entrare in campo. Union Borgo in completo blu, i 2 portieri sono invece vestiti di tutto punto di bianco. Si muove anche il numero 14 Giacomo Rossato, vedremo se sarà lui ad andare a prendere le redini della porta della formazione di mister Antonio Pettenello, che anche lui ha sottolineato appunto i 2 arrivi di spessore dalla 2 alla C1, 2 arrivi importanti. Qui intanto sta per entrare anche il Futsal Jesolo con la classica maglia granata, formazione veneziana che vede il capitano biondo recordman di presenze, vicinissimo a scalfire la quota delle 150 presenze con la maglia iesolana. Ad arbitrare l'incontro il signor Matteo Fosser di Vicenza, coadiuvato dal secondo arbitro Davide Tremenin di Castelfranco Veneto, al crono Ayuba Yab della sezione di Padova. Sono pronte, intanto si stringono le mani i tecnici dirigenti delle 2 panchine, entrano il direttore di gara ed entrano le squadre, pronti dunque a vivere questo secondo quarto di finale con l'inno del futsal. Siamo pronti quindi per l'inizio di questa seconda partita qui alla Bel Beauté. Intanto ne approfitto per ringraziare ancora una volta per la collaborazione il partner tecnico Ropluz e soprattutto anche Futsal Veneto TV. Quindi restate con noi, adesso ci sarà il minuto di silenzio. Per ricordare ancora una volta Aldo Agroppi, bandiero del Torino, 5 presenze con la maglia azzurra.
belle le immagini anche delle due squadre con le telecamere di Futsal Veneto TV. Ora schierate in campo, si sono accese definitivamente le luci qui della Belbotea Arena. Abbiamo già assistito a una grande sfida, quella che ha aperto questa giornata con la vittoria in rimonta della capolista al termine di giorno di andata Cosmos 9-3-2 al Futsal Godego. Questi sono i ragazzi del Futsal Jesolo, in questo momento con la maglia granata il capitano, inquadrato il numero 2 Luigi Spagnuolo. Dall'altra parte invece Mattia Zanatta, eccoli qui, convenevoli di inizio gara. Tra poco andremo anche a scoprire i due quintetti di partenza con la grafica di Futsal Veneto TV, ancora le immagini dal campo con dispiegamento di forze e telecamere davvero di prim'ordine in questa 4 giorni che si concluderà lunedì l'Epifania con la Supercoppa alle 14, 16:30 la finale di C2, poi alle 19 la finalissima di C1, ma mancano ancora tante partite, intanto bisogna guadagnarsi il pass per le semifinali di domani. Sì, appunto in attesa del quintetto iniziale e delle scelte dei due allenatori, ricordiamo che la vincente tra Futsal Jesolo e Union Borgo andrà a sfidare il Cosmos 9, appunto, che ha vinto la precedente partita contro il Futsal Godego. Foto di rito intanto con Alessandro Marini della FIGC del Veneto, che va a immortalare tutte le formazioni che scendono qui in campo alla Belbotea Arena. Con le immagini intanto vediamo l'urlo del Futsal Jesolo, maglia granata. Questi invece erano i ragazzi dell'Union Borgo in completo blu. Aspettiamo di conoscere quali sono le scelte dei due allenatori che manderanno in campo i più pronti probabilmente dopo il riscaldamento pre-gara. E anche la Belbotea, come nella prima partita, si è riempita tutta colma in attesa di questa grande partita che ci aspetta. I ragazzi dell'Union Borgo intanto continuano a scaldare i motori per l'inizio della gara. Attendiamo ancora un cenno dalla regia che ci invierà le grafiche. Eccole qui. Qua il Futsal Jesolo di mister Alessandro Peruzzetto, che schiera dal Dresca Trepali, Antun Digao, Alemao e Silon nel quartetto di movimento a disposizione in panca per il tecnico isolano Sakirovski, Rajak, Marelletto, Alves, Ungar Alves, Ramtun, Celin e Monteano. Adesso invece avremo le grafiche anche dell'Union Borgo, che schiera Pettenello in porta, Spagnuolo, Scandagliato, Pavanetto, Righi, pivot Zanatta. Vediamo anche a disposizione dell'allenatore abbiamo il portiere Rossato, poi Zanchetta, Conte, Mattiazzi, Bassic, Scotton e Niero. È tutto pronto, sul pallone c'è il Futsal Jesolo, sta per battere il numero 5. Silon, uno degli ultimi arrivati, arriva il fischio d'avvio di questa sfida che vede in campo la quarta e la quinta classificata. Jesolo, che è rimasto quarto anche dopo la prima giornata di ritorno, una vittoria che ha portato i veneziani a quota 33, per l'Union Borgo invece una sconfitta che li ha fatti retrocedere in sesta posizione, superati dalla marca Futsal Montebelluna, che poi vedremo più tardi qui protagonista per uno degli ultimi due quarti di finale di questa giornata. Tanto la serie di finte del numero 14 Alemao, giocatore a cui non serve nessuna presentazione, tantomeno serve a Silon. Per gli amanti del futsal sicuramente conosceranno il grande palmarès di due giocatori in campo quest'oggi per il Futsal Jesolo. Sì, vediamo primo minuto di gara molto blando, leggero con il Futsal Jesolo. Vediamo adesso con Raffigna con il pallone, conduce e serve Silon. Si torna indietro al numero 14 Alemao, che prova ancora a cercare Silon. La palla alla fine esce e rimessa laterale. Per stabilire la distanza, pronto a battere il numero 8 di Gao, lo scambio con Raffigna, che poi va dietro da Alemao, cerca di allungare a Silon, un tocco di mano fortuito
Sino intanto tocca di fino per Alemao che va ancora da Rafinha, giro palla del Futsal Jesolo con Alemao che va via con un tunnel, poi viene però anticipato con una scivolata perfetta. Non c'era probabilmente il corner, l'ultimo tocco è stato dato al capitano del Borgo Zanatta e Alemao sarà pronto a battere questo corner. Una scelta abbastanza verde oro, quella di mister Peruzzetto per i ragazzi Granata. Il tiro intanto che arriva così all'improvviso di Digao che ha potenza ma non precisione, dunque si riparte già da dietro con Scandagliato. Qui sulla nostra posizione Righi riceve il pallone, lo va a recapitare dalla parte opposta sulla corsia laterale, cerca di andare via in velocità il numero 10 Pavanetto, laterale Jesolo già battuto. Due squadre dello Jesolo che non ha alcuna fretta di manovrare azione offensiva, però se il destro di Alemao e il piede di Silo si scaldano possono portare sicuramente grandi problemi alla retroguardia dell'Union Borgo. Sì, ha tantissimi colpi a disposizione il Futsal Jesolo, come hai detto tu, Alemao, Digao, ma anche lo stesso Rafinha, ha fatto 18 gol in campionato, possono fare la differenza. Ecco qua il pallone proprio per Rafinha, pennellato Silo Rafinha e la risposta ottima di Rossato che fa ripartire i suoi, va a scontrarsi sul muro però Righi, che tocco di lusso di Silon per Rafinha, bravissimo però Giacomo Rossato che ha detto di no, ha sbarrato la strada, dunque resta sempre 0-0 il punteggio in questo secondo quarto di finale. Molto bravo sì a trovare Rafinha nel passaggio verticale che poi di fronte al portiere appunto non riesce a mettere a segno il gol che sarebbe valso l'1-0, lo rivediamo ancora Palla adesso. Ancora per Rafinha che si lascia scivolare a terra, sarà rimessa dal fondo con Rossato, rivediamo qua la reazione precedente, ottimo lo spunto di Silon ma bravissimo Rossato a dire di no. Righi intanto ancora. Ha chiuso totalmente lo specchio Rossato. Pavanetto sbaglia, non è preciso nel tentativo di passaggio. Intanto va detto che lo Jesolo può sfruttare anche il giovane Mattia Baldresca tra i pali, dunque per giocare con degli over. C'è comunque col 47 Rafinha ancora una palla, però bravo, chiude in diagonale il giocatore del Borgo, fa ripartire i suoi Righi. Siamo già con il 10 Pavanetto che va a calciare, il pallone resta lì, poi Righi viene fermato all'ultimo da una prudenza di Mattia Baldresca e questa è un'altra grandissima occasione. Sì, lo rivediamo, un grande tiro di Pavanetto, la parata dell'estremo difensore dello Jesolo e poi alla fine il numero 21 Righi non riesce a mettere a segno. Adesso attenzione perché seguiamo l'azione, c'è anche questo calcio d'angolo. Il pallone sul sinistro, vince un impallo, poi caccia sul fondo di potenza. Ripartirà allora Baldresca. Subito impegnati i due portieri, dunque subito emozioni. Non resteremo sicuramente qui attaccati alla foretta, ma ci terranno sicuramente svegli i ragazzi in campo. Sì, subito due emozioni da entrambe le parti, una dall'altra, e lo Jesolo che momentaneamente porta il pallone con Alemao che prova a servire alle spalle il compagno ma può ripartire l'Union Borgo, sì, voleva l'inserimento del compagno, si lamenta il numero 10 Pavanetto. Righi non ha letto la giocata del compagno di squadra che si è giustamente lamentato e ha concesso di poter ripartire al Futsal Jesolo con Rafinha che è lungo per Silon. C'è il fallo, una spinta irregolare ai danni di Silon che si prende il 5, anche se non è convinto del tutto Marco Pavanetto, già in doppia cifra in campionato, 10 gol per lui. Sì, punizione per lo Jesolo, sul punto di battuta c'è Alemao, primo fallo, 4 e 26 ce ne sono andati. Molto bravo, con esperienza Silon a prendersi questo fallo, c'era stata una leggera spinta, a mio modo di vedere anche un po' accentuata da Silon che con esperienza ha preso il primo fallo e quindi adesso andiamo a vedere Alemao sulla battuta, c'è anche vicino al palo Rafinha che adesso
probabilmente va sul il secondo. fischio alle mani, lo schema per Silo che si allunga il pallone, poi trova la parata di Capitan Zanchetta che con la parte bassa, la pancia, l'addome ha respinto, l'abbiamo qui rivisto, forse il fianco, ma attenzione ancora lo Jesolo che manovra, Rafinha, giro palla verso Silon che va a calciare di sinistro, c'è la deviazione, ancora un corner, resta lì in attacco lo Jesolo. Ancora pericoloso lo Jesolo, come nell'ultima occasione, bello lo schema con il velo e poi la palla che arriva a Silon, scaricata, una botta sul secondo palo, superato il portiere, trova il capitano Zanatta che si immola e quindi evita all'Union Borgo, alla propria squadra, di passare in svantaggio. Attenzione perché seguiamo questo corner, si stacca anche vicino al numero 8 di Gao, alla fine mette fuori la difesa. Righi calcia lontano, vedete tra le mani di Baldresca, entra intanto con la maglia numero 9 Sakirovski al posto di Digao e riparte Alemao a destra verso Silon che si accentra, attende il movimento di compagni, serve Alemao, va per via orizzontale il futsal Jesolo che non riesce ancora ad aprire il varco. Alemao intanto per Sakirovski, ma è bravissimo, scandagliato a far ripartire i suoi, il tocco per Zanchetta che viene atterrato, c'è il fallo E qui si lamenta anche il numero 3 scandagliato perché aveva segnato, ma probabilmente il portiere di casa si era già fermato nell'azione. Punizione pericolosa questa per la formazione di mister Pettenello che in piedi in panchina sta dando indicazioni ai suoi pronti a battere questa punizione. Intanto è entrato anche Bassic, uno dei giocatori più esperti dell'Union Borgo, maglia numero 13 per Matteo Bassic, 9 gol fin qui in campionato, stando ai numeri 10, 5 time. Ciao Cecchi, il tiro intanto che si alza di poco alto, tutti fermi immobili, bene per lo Jesolo che la palla sia uscita. Si era sistemato molto bene il portiere numero 30 dello Jesolo, il pallone poi è finito alto il numero 10, non è riuscito a concludere. Intanto è entrato anche Umber Alves che tocca il suo secondo pallone, lo scambio con Alemao. Sakirovski, pressato Alemao, tiene comunque bene il pallone. Silon lancia proprio per Sakirovski, ma Bassic allunga di testa in palo laterale, deve giocare d'attenzione l'Union Borgo e fin qui lo sta facendo bene in difesa. Sì, Jesolo che sta tentando, è sempre rimasto in campo comunque Silon, adesso lo vediamo nel dribbling all'1 contro 1. Direzione di Bassic, altro laterale, Umber Alves dietro per Alemao, Silon, Alemao, Umber Alves. C'è pressione comunque da parte dell'Union Borgo che alza il suo baricentro, fa sentire il peso specifico alto e Bassic deve ancora in laterale. Sì, probabilmente una scelta magari anche dettata dall'allenatore perché viste le grandi qualità anche tecniche dello Jesolo con i propri giocatori, probabilmente la soluzione è quella di non schiacciarsi, altrimenti fa girare palla velocemente, e quindi di pressare alto. Adesso vediamo Tanto con Monteano, palla per Sakirovski che si allunga, che difficoltà nel nominarlo, Marema Bischerino. Deviazione, no, ha sbagliato l'arbitro, chiede scusa. Dunque può ripartire l'Union Borgo che intanto mette in campo il giovane Matteazzi, maglia 23 che riceve il pallone, servitogli da scandagliato. Siamo già dall'altra parte con Bassi che di spalla allunga, ma palla che faceva presa di Mattia Baldresca, il portiere, maglia numero 30 del Jesolo. Errore qui in uscita da parte dell'Union Borgo. Adesso vediamo anche con il numero 10 Munteanu che alla fine non riesce a tenere il pallone in campo. Munteanu, attore di 9 gol fin qui in campionato, vuole raggiungere Alemao, Digao e Rafinha in doppia cifra. Vedremo se saprà farlo oggi. Bassic per scandagliato, c'era una trattenuta, non ha realizzato il direttore di gara, la può ripartire con Alemao lo Jesolo e la palla in mezzo, poi la palla che resta ancora lì, è bravissimo il numero 14 Rossato a dire 2 volte di no. Grande parata di Rossato, lo rivediamo qui l'azione offensiva, poi la palla resta lì, non riesce a trattenerla, si avventa ancora sul pallone il numero 9 Sakirovski
che non riesce poi a spingere in rete, c'è la rimessa La scaricata. bordata, bravo qui il 23 Mattiazzi, ma recupera palla comunque subito lo Jesolo con Monteanu. Alemà ora cerca di prolungare per il numero 11 Unger Alves, che viene però anticipato. Sarà comunque corner per la squadra jesolana. 12 minuti ancora mancano di tempo al termine del primo tempo, non abbiamo visto delle occasioni nitidissime, però c'è una partita molto intensa, lo rivediamo Palla anche che resta qui. di attenzione a Unger Alves che va a calciare, tiro sporco sinistro fuori, c'è deviazione, ancora un corner, resta di abbonato alla fase d'attacco lo Jesolo, che mette in campo anche il numero 8 di Gao, che riceve proprio adesso il pallone, lo scambio con Sakirowski che va direttamente dietro dal portiere Baldresca. Ancora gioco palla, si fa vedere qui Unger Alves che riceve il pallone proprio sulla nostra postazione di commento qui alla Belbote Arena di Gao. Sì, Jesolo che ha cambiato tutto il quartetto iniziale adesso, e quindi vediamo con il numero 8 prova il tiro di Gao e alla fine ottiene un calcio d'angolo. C'è in mezzo anche il numero 11 Unger Alves che dialoga con Sakirowski, si scambiano i due, va a ricevere palla il numero 11 scaricata verso la porta, ma alla fine la palla termina nei telloni della Belbote, quindi riparte ancora una volta l'Union Borgo. Sarà Rossato che fa ripartire il gioco di suoi, fa ripartire anche il cronometro. Fin qui 5 sfide tutte finite ai tempi regolamentari, mai avuto l'occasione di vedere il rigore, vedremo se questa partita confermerà il trend. Palla per Mattiazzi che mette sul secondo palo, viene anticipato il numero 4 Riccardo Conte, ottima azione questa per la formazione dell'Union Borgo. Sì, molto bravo in questo caso nella lettura del pallone messo nel secondo palo Unger Alves, che quindi butta la palla in rimessa laterale ed evita Ancora fermato di far Bassi segnare il gol. che tocca per ultimo il pallone, dunque la rimessa è dello Jesolo. Sì, partita ancora che non è entrata nel vivo, entrambe le squadre stanno tentando di smuovere qualcosa, di fare qualcosa in più, ma rimane ancora sullo 0-0. E qui vediamo con gli sprazzi di Digao che dialoga con il numero 10. Monteanu, ora è Sakirowski, ancora Digao, l'apertura cercata per Monteanu che però si era mosso verso il centro, palla che sfila a fondo campo, ripartirà allora Rossato, il portiere dell'Union Borgo, che fa ripartire i suoi dalla propria metà campo. Mattiazzi, il baby per Conte che rilancia a lungo, Bassic arriva quasi ad anticipare il portiere avversario Baldresca che mette in fallo laterale, dunque sarà out per l'Union Borgo con Conte. Intelligente qui il portiere Baldresca. Palla per Bassi che va a calciare, Baldresca, il pallone quasi regalato a Mattiazzi, è un rischio quello di Unger Alves che ha vissuto sulle sue spalle, ma siamo già dalla parte opposta con lo Jesolo che poi riparte da dietro. Digao, giro palla a sinistra per Unger Alves che guarda il movimento di compagni. Monteano, ancora Digao, è entrato intanto anche il capitano della formazione jesolana, qui però si perde ancora a fondo campo. Union Borgo che attende ma che rischia di offendere in modo più efficace rispetto allo Jesolo. Sì, non ha avuto l'occasione per portarsi in vantaggio, però è lì pronto a trovare gli spazi. Abbiamo visto anche con l'ultima uscita bloccata poi dal portiere Baldresca. Union Borgo resta in partita fin qui, anche una partita tutto sommato. E intanto c'è il mister Pettenello che chiama i suoi al time out. Andiamo allora ad ascoltare il minuto di sospensione, anzi no, è stato mister Perruzzetto perché va lì la telecamera e il microfono, ascoltiamolo. Gioco a destra, gioco a sinistra, gioco profondo, gioco corto, gioco lungo, ma lavoriamo di più sull'ampiezza perché siamo sempre in quattro su uno spicchio di campo, su una parte di campo.
là fai fatica a muoverti, scaglioniamo bene le linee di attacco perché avete visto che loro ogni palla ripresa partono in contropiede, quindi bene come stiamo facendo adesso a scaglionare le linee di difesa, meglio se dietro sta uno che ha gamba, ok, perché là bisogna correre senza far farlo possibilmente, manca un po' di pressione. Dipendiamo pure dentro il nostro metacampo, però un po' di più pressione sul portatore di palla. La fate banda a banda, pressa. Sì, dai. Prima era di Gabriele. Fossà di Vicenza e Trevellino di Castelfranco Veneto, laterale a riprendere il gioco con Capitan Biondo vicino alle 150 presenze con la maglia dello Jesolo, fa ripartire il cronometro. Siamo già nel secondo quarto di primo tempo, mancano meno 10 minuti, 9:45 per l'esattezza in questo momento. Abbiamo visto poco fa dalle nostre immagini entrambi gli allenatori, Peruzzetto per il Futsal Jesolo e Pettenello per il Borgo, dare le indicazioni. Abbiamo visto molta concentrazione nelle facce dei giocatori e tutto lo staff di entrambe le squadre per quella che fin qui è ancora una partita da sbloccare, che si deve sbloccare ancora in parità 0-0. Siamo già nel metacampo con il Borgo che viene fermato da Raffigna, nell'occasione fermato Scotton in fallo laterale, Mattiazzi pronto a battere il laterale, si muove Conte, la palla ora però sfila, anzi non sfila perché è troppo spostata e quindi in fallo laterale già battuto dallo Jesolo con Di Gao che si propone in avanti. Di Gao serie di finte, aspetta il movimento di compagni, cerca di servire Monteano, la palla arriva qui sulla nostra postazione a Raffigna, Biondo vuole il pallone, avanza Biondo, palla per Di Gao che la porta ancora alla 47, Granata che cerca di infilarla nel mezzo, ma Rossato fa buona guardia, fa ripartire i suoi con la ripartenza, c'è il fallo di Gao che alza le braccia, come dire non ho fatto niente, ma forse più che altro per evitare un possibile cartellino giallo. Intanto secondo fallo Jesolo. Sì, ha temuto sicuramente Di Gao per il cartellino che poteva anche starci, aveva saltato l'uomo. Già battuta la punizione intanto con il Borgo che cerca di avanzare con il numero 7 Scotton, la palla che sfila dove non c'è alcun compagno in maglia blu-azzurro. È stata una buona occasione per l'Union Borgo che sa costruire ma manca di incisività e di cinismo dalle parti di Baldresca. È andato a costruire una bella azione, sì, Scotton lì sulla sinistra, sull'angolo in fondo. Di Gao intanto per Alemao, ancora Di Gao, movimento del pallone dietro per Alemao, tra poco probabilmente entrerà anche Sino, non è ancora però in piedi, il tiro intanto per Rossato, facile preda a terra, due parate, una per parte, importanti, incisive, a tenere fermo sullo 0-0 il punteggio, ma ora c'è l'Union Borgo che ci prova nuovamente, Raffigna si prende il pallone per qualche istante, gli viene nuovamente rubato, lotta per andare a prenderci e arriva anche il terzo fallo Jesolo. Sì, richiamato anche dall'arbitro Raffigna, probabilmente troppo aggressivo, lo starà avvisando che rischia di prendere un cartellino. Partita rispetto a quella che abbiamo visto in precedenza tra Cosmos 9 e Futsal Gorico, direi leggermente meno fisica, ci sono dei giocatori anche probabilmente di più qualità e tecnica in campo. Scottone intanto gira palla dalla parte opposta, rischia nel controllo il giocatore dell'Union Borgo, viene ancora fermato però Biondo in uscita, ancora allora la formazione dell'Union che staziona nella metacampo avversaria. Mattiazzi il movimento e buona l'indicazione, c'è comunque il corner, poi c'è stata una deviazione, l'ha ravvisata il signor Trebellini Castelfranco Veneto, dunque resta in attacco l'Union Borgo con Mattiazzi che cerca il pallone per rimettere in gioco lo stesso e far ripartire il cronometro. 7:27 da giocare, ancora fermi sullo 0-0, Mattiazzi, palla in mezzo, la tocca quel tanto che basta Baldresca, altra buona occasione Union Borgo. Sì, l'Union Borgo ci sta provando, deve cercare, deve tentare anche l'affondo attraverso i calci piazzati, attraverso gli schemi. Abbiamo qui intanto ben preciso Zanchetta di Zanchetta, sì, è che non entrato riesce anche a il servire capitano, Scottone. era entrato, è anche uscito subito ed è rientrato Silon. Silon
si riprende, ricordiamo 2 partite, 6 gol, 2 sfide qui, recupera palla, la ruba Scotton, c'è la difesa ben sistemata però dello Jesolo che si prende la sfera con Baldresca, chiede scusa a Lemao per l'invito poco galante secondo i suoi compagni all'avversario. Rafinha, Lemao ancora, avanti palla per Silon che protegge il pallone spalle alla porta ma è troppo avanzato per cercare di dar fastidio a Rossato. Jesolo in conduzione quando mancano 6 minuti e 38. Bella palla per Rafinha, l'imbucata Rafinha! Potenza, ancora un pallone al bacio, questa volta lo aveva servito a Lemao, lo rivediamo anche nel replay, nel finale, il tiro di Rafinha. Sì, ce li ha questi colpi, sicuramente Rafinha, bellissimo il pallone a servirlo e poi di fronte al portiere non trova la precisione per mettere a segno quello che sarebbe stato l'1-0 e quindi la palla torna dalle parti dell'Union Borgo. Union Borgo che ora ci prova, qui l'errore Lemao è il primo ad arrivare a Mazzacchetta, glielo riporta via, un possibile 3 contro 2, bravissimo qui Sakirowski a prendersi il pallone, a servirlo a Silon che cerca lo spazio per calciare, serve invece a Rafinha che colpisce la parte esterna del palo dopo la deviazione anche di Rossato. Lo rivediamo ancora una grande occasione, lo Jesolo ha alzato il ritmo. Sì, serpentina in mezzo al campo di Silon che poi alla fine trova sulla destra il proprio compagno che arriva da dietro in corsa, spara un missile che prende il palo esterno, probabilmente anche è stato toccato. Adesso c'è Intanto che rientrare Capitan Zanatta per Union Borgo, Lemao quando è direttore di gara, palla per Silo che lo porta sul sinistro, viene però fermato da Scotton, resta in fase d'attacco la squadra di mister Peruzzetto. Sì, le due squadre stanno rispettando le proprie posizioni in classifica facendo vedere una parità appunto di equivalersi. Scotton intanto apre a sinistra, va sul fondo ma è bravo Baldresca in 2 tempi a prendersi il pallone che mi sembra Pavanetto aveva cercato di mettere dentro in area. Silon, siamo già dalla parte opposta del campo, Silon si ferma, Rafinha guarda il movimento dei compagni, serve a destra Lemao che rischia di essere anticipato da Scotton, mantiene vivo per lui il pallone. Silon, ancora Rafinha, c'è Lemao libero, non viene visto Sakirowski. Sì, c'è Lemao che negli ultimi movimenti ha cercato appunto di essere servito da Rafinha con un contromovimento, viene incontro e poi vorrebbe una palla lunga, filtrante, alta. Laterale intanto per Union Borgo con Righi che rientra in campo e va a battere questo out. Dietro per Zanchetta, ancora Righi che perde la sfera, la recupera, ma è poi Silon che fa sentire il suo fisico, poi l'errore del numero 5 Jesolano che regala e concede un laterale nella sua metà campo alla formazione oggi ospite dell'Union Borgo, quinta in classifica al termine del girone di andata, poi scivolata in 6ª posizione dopo la prima sfida di ritorno. Palla per Righi, Capitan Zanatta con il movimento dei compagni, la palla ottimamente messa dentro per Pavanetto che la spizza ma non di quel tanto che basta, la rivediamo. Sì, qui una grande chance, palla messa dentro, ci arriva il numero 10 Pavanetto con il piatto destro, voleva anticipare il portiere sul primo palo, probabilmente ha chiuso troppo il tiro, però grande occasione questa qui per l'Union Borgo che appunto di tanto in tanto si fa vedere in avanti e resta sempre nel vivo del gioco. Rafinha Silon, lui si era perso l'uomo prima, Lemao prolunga ma è bravo, attenzione, recupera ancora il pallone Rafinha, era stato bravo di Union Borgo, poi però un tocco in più di Pavanetto ha riconcesso il pallone allo Jesolo che manovra sulla destra ora con Rafinha che ha ricevuto da Lemao che torna ad essere in possesso del pallone. Lemao il movimento dei compagni, palla per Rafinha che ferma la sua corsa, stoppa il pallone ancora per Lemao, Sakirowski mette in mezzo per Silo ma che viene anticipato, lo cerca di uscire Zanatta, Righi è tornato tutto però nella propria metacampo lo Jesolo, si difende a denti stretti la formazione di mister Peruzzetto. Sì, brava a chiudersi quando attacca l'Union Borgo e subito a rientrare velocemente
Adesso vediamo l'Union Borgo che Pavanetto, Zanatta, non c'è il movimento, non c'è il fallo, Sacchiroschi recupera il pallone, salva per Adriano, lo scambio dalla parte opposta per Silon che calcia ma arriva Righi senza se senza ma, mette in corner e salva la sua porta. molto, molto bravo e intelligente qui Righi a tornare sui propri passi, è stato servito in mezzo all'area, Silon era solo. Scodellata per Rafinha che si coordina ma manda alle stelle, tiro innocuo e può ripartire l'Union Borgo da dietro con Scandagliato. 3 minuti e 20. A destra Righi riceve il pallone, guarda il movimento di Zanatta, però torna da Scandagliato, si va sulla corsia di sinistra, anche qui va ora per verticalizzare, cerca il tiro da distanza Scandagliato e c'è intanto anche il time out di mister Pettenello che andiamo ad ascoltare con il microfono e la telecamera live da bordo campo di Futsal Veneto TV. Dobbiamo avere il coraggio di fare le scelte giuste in fase di possesso. Quando il nostro laterale prende il back si allarga per così in modo tale da creare attività. Ma qua sappiate che c'è lo spazio per fare il 2, perché non sono. Qua lo spazio c'è. Se il 2 non viene fatto, questo laterale qua vada via, quindi libera lo spazio poi in mezzo e andiamo a migliorare sul pivot. Quindi quando il laterale opposto va o facciamo l'1-2, se non c'è l'1-2 con la funzione secondo andiamo in parallela e liberiamo lo spazio in mezzo. Ok? Teniamo duro che sta facendo bene adesso, Che ha dato indicazioni sicuramente per ripartire da questa palla inattiva, Udi. Sì, abbiamo appena visto Pettenello inquadrato dalle telecamere assieme alla propria squadra, stava facendo segno con le mani, probabilmente richiedendo un taglio dentro, qualche palla verticale in più. Adesso appunto ripartiamo perché mancano 3 minuti e portare a casa un gol prima del termine del primo tempo probabilmente manderebbe negli spogliatoi una delle due squadre con una freschezza Sacchiroschi diversa. intanto a far ripartire il gioco che è ora tra i piedi di Silon. Rafinha Alemao libero riceve il pallone, lo scambio ancora con il 47 alla testa di centrocampo, intenzione buona ma non seguita da Rafinha, quella di Silon, dunque torna in possesso l'Union Borgo. Sulla corsia laterale cerca di andare via Zanchetta, mi sembra sia sì, il numero 10 Pavanetto, e laterale per l'Union Borgo. Union Borgo che riparte con Righi qui davanti a noi. Scambio con Scandagliato. Pavanetto Scandagliato ancora si muove, Zanatta, il capitano riceve il pallone, aspetta il movimento del compagno, palla per Scandagliato che poi conquista una rimessa laterale, l'ultimo a toccare il pallone è stato Rafinha. 2-0-7, chiama lo schema 4, anche qui sotto la nostra postazione mister Antonio Pettenello. Vedremo come andrà a giocare questa palla inattiva l'Union Borgo, che ha la possibilità di dar fastidio. Il velo e poi il tiro di azione in corner che stava per dar fastidio tremendamente a Baldresca. Sì, lo rivediamo qui, conclusione del numero 3 Scandagliato, abbastanza rocambolesca. Baldresca stava per essere beffato, adesso ripartiamo con l'angolo. Ancora con Scandagliato, questa volta il lato B di Silon mette in fallo laterale, si cambia lato ma si resta sempre nella metà campo alla nostra destra rispetto alla postazione di cui vi stiamo raccontando qui della Belbotea Arena, questo secondo quarto di finale, e qui il volo di Baldresca a dirvi no, ma siamo già dalla parte opposta con Silon fermato in modo tempestivo da Pavanetto che aveva appena calciato un sinistro, no, un destro perfetto, era un po' aperto Baldresca che non si è sentita di tenere bloccato il pallone, ma Jesolo già nella parte opposta con Sacchiroschi che va sul fondo, bravo Scandagliato a proteggere la sfera, ripartirà allora Rossato a 1.36 dalla fine del primo tempo. Scandagliato che
si è fatto probabilmente male, lo stiamo vedendo adesso assistito dall'arbitro. Qualche secondo anche per rifiatare, dare modo anche ai compagni di tirare il fiato, però un pochino zoppica. Vediamo se rimarrà in campo. No, decide di uscire, è già pronto Zanchetta con la maglia numero 8 a prendere il suo posto. Lo scambio per Righi, Zanchetta si ferma, recupera il pallone, allora lo Jesolo con Sakirowski che recupera ancora il pallone servito dal compagno di Gao. Raffigna 1,20 e vediamo appunto anche come scandagliato se ne va verso gli spogliatoi, probabilmente ha sbattuto Di Gao. Silon alza la testa, serve proprio per Di Gao che si accentra, va via, qui ha rischiato il fallo al limite dell'area, ma siamo già con l'Union Borgo che si propone nella metacampo avversario con Pavanetto una serie di finte perché Pavanetto sul verso di destra, Pavanetto in mezzo un pallone di destra e poi l'errore clamoroso di Capitan Zanatta. Ma più che errore è un salvataggio perché c'è il corner, dunque sì, Zanatta salvato dal numero 9 Sakirowski, vale quanto un gol. Qui intanto tiraccio dalla distanza di Zanchetta, che brivido del finale, meno di 1 minuto 54 secondi e 7 decimi, tutti da vivere gonfiato. Uno sprazzo del numero 10 dell'Union Borgo, Pavanetto, che era andato via qui sulla destra, poi non è riuscito a segnare il capitano dell'Union Borgo. Intanto Raffigna, vediamo se Jesolo avrà la voglia, no, perché viene fermato dalla retroguardia dell'Union Borgo che può ripartire. Righi, 30 secondi, poco più, 30 esatti in questo momento ancora da giocare. Di Gao rompe l'equilibrio, fermato senza fallo, nella possibilità di un 2 contro 2 con Righi che va a calciare, deviazione ancora in corner, fallo laterale, fatto sta che comunque resta lì l'Union Borgo a 22 dalla sirena che manderà tutti negli spogliatoi per il riposo. Righi ancora 1 secondo per mettere dentro il pallone, non rischiare i 4 secondi, palla per il numero 8 Zanchetta che caccia ancora alto. Tutto facile, tutto semplice per Baldresca. 20 secondi al termine, ultimi minuti in cui è stato più nella metacampo dello Jesolo l'Union Borgo. Adesso l'ultimo attacco, vediamo se sarà invece del Futsal Jesolo con Silon vuole il movimento di Raffigna che riceve il pallone, lo scambio ancora con Silon, mancano pochi secondi, allora ovviamente si addormenterà lì la partita, perde anche il pallone, Zanchetta calcia, c'era comunque Baldresca e si va al riposo sullo 0-0, non sono mancate le emozioni, però ci aspettiamo qualcosa di più per il secondo tempo.
Eccoci di nuovo live dalla Belbote Arena. Intanto mi hanno tirato le orecchie perché lo nominiamo Bassic ma è Matteo Bassic. Sono arrivati i due angioletti di casa Bassic. Matteo non me ne volere, ma comunque due bambini bellissimi. Manca qualche dentino, ma li hanno persi, chissà se è arrivata la formichina. Pronti per il secondo tempo proprio con Bassic pronto a muovere per Conte, alza subito il baricentro ma torna già tra i pali il numero 14 Rossato. Che bello però essere ripresi dai bambini, vuol dire che sono attenti. Proprio Bassic mette in mezzo un pallone per Baldresca che devia lontano. Deviazione, l'ultimo tocco è blu, dunque rimessa per lo Jesolo, mani nei capelli proprio per Bassic, mi raccomando, Udi Bassic, ho già preso parole io anche per te. Non voglio prendere anche io altre parole dai bambini. Speriamo che questo secondo tempo ci regali qualche emozione in più anche a voi da casa che ci state seguendo. Raffigna intanto per lo Jesolo, lo scambio che non va proprio Bassic che si prende il pallone, Bassic la puntata, golasso proprio di Matteo Bassic che inventa da casa sua un tiro perfetto che non dà scampo alla porta dello Jesolo. E allora mandiamo il cuoricino ai bambini di Bassic e ne approfittiamo per rinominarlo ancora Bassic con il suo nome pronunciato correttamente. I bambini sono già venuti e l'ho detto correttamente. Adesso Bassic. Poi se dovesse finire così di che deve offrire una birra al commentatore che sbagliava il nome, poi ha fatto giusto. Una grandissima attenzione ancora all'Union Borgo, ma adesso però siamo già dalla parte opposta con lo Jesolo fermato in fallo laterale. E allora si è accesa la partita con il... E finalmente anche si è accesa, dobbiamo dirlo, perché ci aspettavamo molto di più, ma adesso è lo Jesolo che dovrà rispondere presente in questa sfida che, stando a quanto dicono gli addetti ai lavori, è la favorita numero 1, però intanto davanti c'è l'Union Borgo di Pettenello con il gran gol di Matteo Bassic. Sì, un colpo da biliardo, ha sbloccato subito il secondo tempo, per fortuna, così adesso avremo di fronte a noi una frazione di gioco sicuramente ricca di emozione, perché lo Jesolo vorrà recuperare il risultato. Tra l'altro il gol numero 10 per Bassic raggiunto con questo gol, appunto era quota 9, va in doppia cifra. C'è sempre l'Union Borgo in zona d'attacco, palla di Scandagliato imprecisa, alza comunque il pollicione Bassic. Da quando abbiamo capito come si dice la sua pronuncia ha toccato 50 palloni. Probabilmente ci sente anche Bassic in campo. Merito dei suoi bambini. Alemao intanto, un Geralves Raffigna, un Geralves ancora, manovra lo Jesolo che deve cercare la via del pari, ma si difende bene l'Union Borgo, va sul fondo con una spintarella a Monteano, non c'è il fallo, invitato subito a rialzarsi da mister Peruzzetto. Scandagliato intanto Monteano che si rialza dai talloni della Belbote e rincorre l'avversario. Allora per Conte che viene tirato quel tanto che basta per non essere fallo da Raffigna, palla che scivola sul fondo e quindi riparte lo Jesolo con Alemao che fa segno ai suoi di girare, di far movimento. Serve Raffigna, la testa di metà campo, un Geralves, Raffigna, Monteano si muove ma Raffigna non gli concede il pallone che va dietro invece da Alemao. Vogliono il movimento del 10 Granata, i giocatori di Peruzzetto, la palla arriva proprio sul piede di Monteano, Bassic che la prende, fa ripartire Scandagliato che gira verso Mattiazzi. Non sono riusciti i giocatori dello Jesolo, ma attenzione a Mattiazzi che si va dentro, mamma mia, è arrivato al tap-in che non è però risultato vincente. Ancora un'azione a tagliare come col coltello il burro, la difesa dello Jesolo qui impreparata. Sì, grande occasione. Anche Baldresca ormai era scivolato sul secondo palo, la palla era con i giri giusti, non è arrivato però il numero 23 Mattiazzi. Ancora una bella occasione nata dai piedi di Bassic, che è entrato con uno spirito diverso nel secondo tempo assieme
a tutta la squadra dell'Union Borgo. Rafinha intanto sulla corsia laterale va a puntare a Matiazzi, Rafinha va sul fondo, Matiazzi in scivolato concede soltanto il corner, angolo che proprio il 47 Granata va a battere scollando dietro per Alemão che mette giù il pallone con la suola, apre a destra per Unger Alves che torna dal 14, anticipato però da Conte, Monteano lotta ma il pallone è tra i piedi dell'Union Borgo, Matiazzi lo scambio cercato, riuscito un po' come può, poi però recupera ancora lo Jesolo che può uscirne bene, ma è bravissimo Basic a fermare la ripartenza, ancora Jesolo, Rafinha questa volta fermato in fallo laterale, già battuto per Alemão. Bravo Conte Riccardo qui nella scivolata. Alemão, attenzione, si prende lo spazio e Basic, gol del vantaggio e anche difesa importante per Matteo Basic. C'era spazio sulla sinistra, appunto aveva puntato quella zona di campo il numero 14 Alemão che adesso prende il pallone e si incarica della battuta di questo calcio d'angolo, si muove anche Rafinha. Per Monteano, spara di potenza, palla alta, fuori intanto Basic, l'autore del gol che sta vincendo la partita a 15:54 dalla fine, rientra Capitan Zanatta con la maglia numero 11, ma si riparte da dietro con Conte che non ha fretta di alzare il baricentro dei suoi, scandagliato Matiazzi, si muove Conte, Matiazzi prolunga il pallone proprio per Conte, Zanatta fermato dal muro. Sì, squadre che si sono anche allungate un po' all'inizio del secondo tempo, è meglio così perché ne vale lo spettacolo che possiamo vedere. Zanatta, anch'io vorrei fare la firma per andare nella società della marca Futsal Montebelluna. Sono passate due ragazze con una tuta, sarà contento il mister Gigi Redondi, c'è anche quota rosa in casa Marca. Lui sicuramente non sarà contento perché rompe le palle sempre Gigi. Rafinha intanto per Alemão, fermato, la possibilità di contropiede, attenzione con Conte che spara direttamente però addosso a Baldresca, poteva fare qualcosa di più Zanatta, infatti un po' si arrabbia con il compagno, poteva nascere un 2 contro 1 più pericoloso lui. Sì, nell'occasione, attenzione, vediamo qui Zanatta, l'occasione ha fatto una scelta, sicuramente avrebbe potuto sfruttare meglio questa situazione di gioco nel 2 contro 1. Una partita prolunga ma impreciso per Zanatta. Una partita così equilibrata, per come abbiamo visto fino a questo momento, gli episodi possono fare la differenza. Squadre che fin qui, come abbiamo assistito nella scorsa partita tra Cosmos 9 e Futsal Gorego, si equivalgono molto, tutte partite equilibrate. Vedremo anche poi alle 19 con Miti Vicinalis e Marca Futsal Montebelluna cosa ci aspetterà. Intanto recupera per una scandagliato che poi tocca la sfera per ultimo, è angolo per lo Jesolo, recupera anche la posizione difensiva Zanatta, pronto a battere questo angolo di Gao, rientrato in campo, palla per Silon, anche lui scarica potente ma troppo alto, manca precisione lo Jesolo che ha tutto il tempo per recuperare lo svantaggio. Sì, il corner è battuto da Sakirowski che recupera il pallone e lo mette in laterale per l'Union Borgo. Una serie di tiri sì, da parte del Futsal Jesolo che però non sono abbastanza precisi per impensierire la porta difesa dall'estremo difensore dell'Union Borgo. Scandagliato, lo scambio, scandagliato, carica il sinistro e c'è il tocco alto di Baldresca. Lo rivediamo anche nel replay, sembrava un tiro innocuo, invece poi si è abbassato, Baldresca ha fatto bene a deviarlo, è rientrato anche Pavanetto. Sì, ha fatto partire un bel tiro, c'era libero anche sulla sinistra il numero 14. Palla in mezzo che fa il velo, recupera comunque l'Union Borgo che va all'occasione per bissare, Pavanetto fermato da Silo che può ripartire Silo, ma è bravo Pavanetto nel recupero a interrompere la possibilità di presenza veloce di Silo, e poi Matiazzi si rifugia in fallo laterale. Alemão, Rafinha, ecco Di Gao pronto a rientrare, Simon per Rafinha, tiro deviato da scandagliato, anzi no, non c'è deviazione, mi sembrava palese la deviazione, protesta solo Rafinha, non ha però l'aiuto dei compagni, dunque si è ripartiti già da fondo campo con l'Union Borgo che perde il pallone a Rafinha, lo recupera Rafinha, aspetta il movimento di Alemão che riceve il pallone.
Sakirowski, Alemao, Ci sono anche i tamburi, sempre suonati dai bambini qui alla Belboté, ad accendere un po' il clima. Scandagliato intanto si prende il laterale, fa carambolare il pallone sul piede di Silon, dunque Union Borgo a 13:30 nel termine, avanti 1-0 con il possesso palla ora. Rischia sulla pressione di Silon, il portiere alla fine esce bene. Pavanetto per Zanatta che non riesce a chiudere il triangolo, strattonato Pavanetto senza fallo, Rafinha, Alemao che dà indicazioni ai compagni in campo, un mister in campo, bravo qui Alemao ad andare via sulle corsie di destra, poi a far toccare il pallone a Zanatta, è calcio d'angolo, uno dei tanti calci d'angolo che lo Jesolo ha avuto a disposizione, vedremo se saprà sfruttarlo in modo migliore questa volta. Alemao pronto a rimettere in gioco il pallone, tutta la tribuna della Belboté Arena, palla in mezzo che resta lì, viene poi portato fuori da Zanatta, la possibilità di ripartire con Pavanetto che attende quell'attimo di troppo e spreca un'occasione buona di ripartenza. Doveva essere un ottimo contropiede qui per l'Union Borgo, erano in 3 contro 1 pronti qui a ripartire proprio sotto di noi, intanto vediamo il numero 8 di Gao. È rientrato, ha toccato un pallone, però ha allungato troppo, fuori a riposare Alemao. Simonato Cordeiro, uno dei giocatori in talento del futsal Jesolo, che può ripartire proprio da dietro con il numero 8 di Gao. Serve palla a Silon che la fa sfilare verso Rafinha, lo scambio tra i due, ancora Rafinha. Silon si gira, chiama in causa anche Sakirowski. Rafinha, ancora 0-0, situazione falli. Partita corretta, come sono state corrette, attenzione a Rafinha, va a calciare, nessuno però arriva a toccare il pallone sotto porta. Si lamenta qui giustamente Rafinha perché ancora una volta lo Jesolo non riesce ad essere preciso e a concretizzare. La lunga per Zanatta che però non aggancia, Baldresca, Sakirowski, Rafinha. Ancora Rafinha, Silon, qui davanti proprio le nostre telecamere. Jesolo che deve fare di più Di Gao, di quanto abbiamo visto fin qui per trovare l'affondo, il gol del pareggio. Alemao, vedremo se questa sarà l'azione buona per portare al pari la formazione di mister Peruzzetto. Di Gao, una giocata che non fa cadere in tentazione a Righi, che poi però allunga ancora in corner. Aveva rischiato, era andato vicino a prendersi il pallone che si è perso, ecco arriva con il secondo arbitro Trevelin di Castelfranco Veneto che lo rimette in campo, pronti a battere questo corner con il numero 8 di Gao, lì vicino c'è Silon, defilato dietro Rafinha, che riceve il pallone che va a calciare direttamente sul palo, secondo legno proprio per Rafinha, ancora vicino al pari lo Jesolo, ancora per Rafinha, ma tutto da ripetere, il pallone era in movimento. Union Borgo che tira un sospiro di sollievo, molto fortunato, lo rivediamo qui Rafinha che al limite dell'area riceve palla battuta da Di Gao e con una botta scaraventa il tiro sul palo, ancora sfortunato lo Jesolo. Secondo palo per Rafinha. Palla lunga di Rossato imprecisa per Capitan Zanatta. Rafinha fa ripartire i suoi dando palla sulla sinistra per Silon. Sakirowski, Rafinha, movimento palla continuo ma non di migliori quello dello Jesolo che non riesce a dare profondità, quindi recupera palla a Righi che viene strattonato senza fare secondo direttore di gara. Sakirowski scandagliato, protegge la sfera, si ripartirà da fondo campo quando è pronto a rientrare anche il capitano jesoliano biondo, quasi 150 presenze per lui con la maglia veneziana. Sì, in attesa l'Union Borgo giustamente si avvale del vantaggio per attendere l'avversario e cercare di ripartire in contropiede e fare male nuovamente al futsal Jesolo che invece dall'altra parte deve spingere di più. Rivediamo anche dalle nostre telecamere la Belboté colma, attenzione l'occasione. Sakirowski fermato in fallo laterale, soffre l'Union Borgo ma mantiene ancora vivo il vantaggio. Silon fermato ancora in laterale, ancora Jesolo allora che può attaccare, la palla inattiva, palla messa in mezzo che carambola sulla testa, poi arriva tra i piedi di Rafinha, era la testa di Sakirowski che tocca ora il pallone,
serve Di Gao avanti per Silo che le protegge le spalle della porta, Rafinha arriva come un treno ma non trova la stazione. Qui servito bene Rafinha da Di Gao, lo rivediamo, suola, doppia suola e poi alla fine a servire di tacco Rafinha che arriva con il corpo un po' all'indietro, leggermente all'indietro e quindi scaraventa alto sopra la porta. Palla profonda che resta in campo, Rafinha poi la spizza in fallo laterale, out per l'Union Borgo, quando se ne sta per andare anche il terzo quarto di gara. Stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti con Rafinha che scippa il pallone a Righi, poi però se lo allunga troppo in fallo laterale. Fortunato qui il numero 21 che ha rischiato, più inquadrato mister Pettenello, che ha rischiato Righi sulla pressione di Rafinha. 10 al termine intanto. Era ultimo uomo, la palla esce rimessa laterale proprio qui sotto di fronte a noi Di Gao. Intanto è pronto un avvicinamento tra i pali per aumentare sicuramente il baricentro dei suoi. Mister Peruzzetto ha fatto alzare il portiere che era seduto comodamente in panchina. Palla intanto per Pavanetto che se la allunga, eccolo qua l'avvicendamento, entra con il numero 29 Friedman al posto di Baldresca. Probabilmente la vedo come una soluzione per un piede migliore, perché fin qui Baldresca aveva fatto una gran partita anche lui, delle volte è stato impegnato gol a parte, insomma ha dimostrato di stare sul pezzo. Di Gao intanto, serie di finte, non cade nel tranello però Pavanetto, la palla però arriva a Silon, Di Gao in corsa, calcia fuori. Bello lo scambio qui tra Rossato intanto rilancia già lungo per Capitan Zamatta che voleva il movimento di Pavanetto che non ha creduto però nel compagno. Di Gao, siamo già dall'altra parte, Di Gao la traversa, terzo legno, sfortunatissimo, intanto il fallo, sfortunatissimo il futsaliese, lo rivediamo ancora con Di Gao che punta e appunto di punta con una deviazione la palla si stampa sulla traversa e non riesce ancora una volta a battere il portiere dell'Union Borgo. Mancano 9 minuti al termine dell'incontro, ancora non sono stati chiamati i time out da parte degli allenatori. Vediamo anche il fattore Friedman appena messo in campo. Basic intanto rientrato in campo, Basic si accentra, scarica Friedman, la prima parata direi no al giocatore maglia numero 13 dell'Union Borgo che sta fin qui decidendo questo secondo quarto di finale. Chi vince domani alle 19 troverà sulla strada della semifinale il Cosmos 9 che in apertura, attenzione, palla per Di Gao, si muove Di Gao, Sakirowski, il movimento di Longo, Sakirowski però porta il pallone fuori campo e dunque regala una rimessa laterale alla squadra di mister Pettenello. Basic, il movimento per Pavanetto, c'è un tocco in uscita del portiere, il numero 29 Friedman, pressione, palla uscita. Sì, errore qui in uscita da parte dell'Union Borgo e quindi la palla ripassa dalle parti delle file iesolane. Di Gao per far arrivare sulla corsia laterale, si prende un laterale d'oro, il numero 10 Pavanetto che intanto esce per dar spazio al compagno di squadra Luca Scotton, 7 gol per lui in campionato. Si fa sentire anche il pubblico di Fede Union Borgo che inizia a crederci sempre di più. Meno di 8 minuti, 1-0 sempre Union Borgo nel secondo quarto di finale, ed ecco che Friedman, che non è Alan il giornalista ma è il portiere del Futsal Jesolo, che alza il baricentro. Sì, vediamo se la chiave potrà passare anche tra i piedi. Alemao per Silon e poi la deviazione decisiva del numero 14 Rossato, deviazione importantissima. Friedman, abbiamo rivista che nel replay di Futsal Veneto TV, poi andremo anche a premiare il migliore in campo, l'MVP che avrà la card di Roploz, una card, la prima omaggio per tutti i giocatori di questa Final 8. Di Gao, finta il tiro, viene fermato, laterale però per lo Jesolo. Intanto arrivano anche i giocatori
della marca Futsal Montebelluna, che alle 19 sfideranno il Miti Vicinalis, terza contro sesta, terzo era il Miti il termine giornata andata, poi alle 21:30 si chiuderà il programma con la sfida tra Futsal Marco Polo e Atletico Conegliano, seconda settima. E poi non resta lì Di Gao, il tiro e poi il pallone che entra in porta. C'è il gol di Di Gao, il pareggio dello Futsal Jesolo. Lo rivedremo nel replay, ma da qui mi sembrava che il pallone avesse superato completamente la linea nera. 1-1 a 7 esatti dalla fine, tutto da rifare tra Futsal Jesolo e Union Borgo. Ed è arrivato anche il pari, lo rivediamo qui, il tiro di Di Gao, la palla che alla fine rimbalza sul ginocchio ed entra in porta, sfortunatissimo il numero 14 Rossato, il pallone della porta dell'Union Borgo. Il pallone lo ha toccato, attenzione, qui rischia clamorosamente, il pallone è toccato proprio nell'ultima deviazione, è entrato completamente. Un pareggio che comunque giusto ci sta, visto anche i 3 legni colpiti dallo Jesolo. E vedremo se la partita in questi 6 minuti, un'eternità che manca ancora, 6 minuti e 45 al termine, resterà sul risultato di parità, o magari potremmo avere anche i primi calci di rigore che non abbiamo ancora visto fin qui alla Bel Boté. Scottò intanto sparato altissimo, Alemao fa alzare la squadra, fa alzare anche il portiere Friedman. Non si è contento del pari mister Peruzzetto, vuole la vittoria. Alemao proprio per Friedman, che torna ancora dal compagno di squadra, l'esperto numero 14. Sempre arma a doppio taglio, portiere di movimento, ma Alemao, il tiro poi deviato in corner da Zanchetta. Palla per Friedman, pressato, ma ancora il Futsal Jesolo con Silon che apre per Di Gao, che non ha lo spazio per calciare, poi non resta lì, poi paratona di Rossato, ancora Futsal Jesolo però in area. Cosa ha fatto Rossato? Bassic sperava che non ci fosse il portiere in porta. sì, anche secondo me era tornato. ha tirato senza guardare nemmeno la porta avversaria. Friedman intanto riceve indicazione da Alemao che scambia con Silon, che torna da Alemao, Silon si gira, trova però un avversario, un fallo di mano, però si addormenta l'Union Borgo e rischia sul nuovo tiro di Di Gao. Rafinha che qui porta palla internamente. Rossato già il mondo per Scotton che tiene i due palloni suoi, c'è il fallo di Rafinha che si prende anche il cartellino giallo, va a chiedere scusa, va a aiutare l'avversario a rialzarsi. Secondo fallo Jesolo, 0 commessi invece dall'Union Borgo. E primo cartellino anche di oggi, di questa partita, appunto il numero 47 Rafinha. 5 minuti al termine, sul pallone il numero 8 Zanchetta. Si avvicina però a Scotton, vedremo come si andrà a giocare questo schema. È difilato Mattiazzi che lascia il posto sul secondo palo a Matteo Bassic, il fischio lascia Zanchetta l'incombenza di questo tiro, il tiro potente, tiro diretto in porta, vola alto. Comunque c'è da dire, da quando ha messo il portiere, probabilmente non è un portiere di movimento ma funge. Alemao avanza proprio per Friedman che è già nella metacampo avversaria, gioca in 5 nella metacampo dell'Union Borgo, la formazione dello Jesolo, la palla in mezzo per Di Gao che resta lì, altro pericolo. Sì, Alemao pressato da Scotton, Futsal Jesolo che è già dalla parte opposta con Silon che calcia verso l'avversario. L'autogol, aveva rischiato anche l'autogol Mattiazzi lì con quella palla in mezzo, ultimi minuti in cui il Futsal Jesolo si è portato in avanti con più decisione. Silon, Di Gao, ancora per Silon, fa scorrere dietro ad Alemao avanza senza alcuna fretta, palla per Di Gao che va da Silon, il passaggio, poi il tiro, ha avuto troppa foga il giovane Giacomo Rossato, numero 14, rintentato scandagliato, aveva un'autostrada davanti a sé, ma ha avuto foga nel calciare con il pallone che ha
toccato la parte alta della Belmonte Arena, teatro della Final 8 di Coppa C1-C2. Sì, un Amborgo che attende, Futsal Jesolo che conduce da un paio di minuti. Alemao che urla indicazioni ai compagni, Di Gao, Alemao vuole movimento, palla per Silon, aspettano a 4 minuti alla fine la girata del bomber, ma la palla arriva dall'altra parte opposta con Silon che non arriva al tapping, c'è stata comunque una deviazione, dunque sarà ancora un corner, rivediamo l'azione. Sì, lo stavo proprio guardando, Rafinha sul secondo palo che fa un contromovimento, si stacca e di prima la va a scaricare sul palo alla sinistra del portiere Rossato. Ancora Alemao per Silon, la risposta ancora di Rossato, Friedman resta lì il pallone, poi il portiere Scotton, Basic, la porta è libera, Basic, c'è la deviazione però, parte esterna della porta. Ha rischiato molto qui il Futsal Jesolo, vediamo Basic che va al tiro e poi la deviazione del numero 14 Alemao in calcio d'angolo, 3 minuti e 30 al termine. Mattiazzi, chiamato in causa anche Rossato con Scotton che chiede il cambio, entra Conte, impreciso però il rilancio del portiere dell'Union Borgo a 3:20 dalla fine. E risale ancora sulla sinistra Friedman. Intanto Silon, Di Gao che ha fondo nel calciare, palla sparata fuori, ripartiremo con una rimessa dal fondo a 3:08 dal termine di questa sfida che potrebbe portare ai primi rigori per decretare il passaggio del turno. Blocca sicuro Friedman, ultimi minuti in cui il mister dello Jesolo Peruzzetto ha scelto di tenere gli stessi giocatori, gli stessi schieramenti. Sino intanto di numero per Rafinha che va dito da Alemao, Di Gao, un quartetto di grande qualità quello dello Jesolo in campo in questo momento. Silon, Rafinha, si muove Di Gao ma la palla arriva ai piedi di Alemao che salva proprio l'8 che torna dal numero 14 Granata. Sì, sembra andare indicazione ai compagni, chiama su 14 Di Gao. Alemao proprio per Di Gao che rischia di perdere il pallone, resta di Silon lo spazio per girarsi ma non per trovare il tiro. 2:18, Alemao ancora sul fondo per Di Gao che viene fermato dalla scivolata tempestiva di Conte, ma non c'è l'ultima deviazione del giocatore dello Jesolo, dunque si ripartirà con una rimessa dal fondo per la squadra di mister Pettenello. Union Borgo sempre chiuso dall'utilizzo di Friedman come quinto fuori e ancora una volta lo rivediamo. Meno di 2 minuti intanto, poi al prossimo possesso da laterale o da corner o da rimessa dal fondo sarà time out per lo Jesolo. Mister Peruzzetto, attenzione però al silo per Friedman che calcia alto. Mister Peruzzetto ha portato il biglietto del time out al cronometrista, il signor Ayub Ayad della sezione di Padova, ma Rossato riparte dai pali, rilancio lungo direttamente tra le mani di Friedman che torna a rialzare il suo numero 29 completo verde per dare incisività all'attacco dello Jesolo con Silon proprio da Friedman. C'è Silon che in molte occasioni si posiziona in mezzo. Alemao, Di Gao sul fondo, fermato, rimessa laterale dello Jesolo e dunque arriverà anche il time out che andremo ad ascoltare con i microfoni e le immagini di Futsal Veneto TV. Raga, sì, abbiamo un sacco di tempo se facciamo il quinto. Affrettato il tiro tuo, con calma. Abbiamo detto si tira per segnare, no perché ho paura che scada il tempo e. Sì. Ok. Gestiamola bene. Non Ale tende a tenersi la palla là, dopo quando lui fa il passaggio noi subito cerchiamo una soluzione. No,
lui fa il passaggio e ripartiamo, dobbiamo aspettare l'occasione giusta, dobbiamo cercare l'occasione giusta, perché vai. Rossato per Mattiazzi, recupera ancora il pallone con una ingenuità difensiva, c'è il fallo intanto di Mattiazzi che si prende anche il cartellino giallo, almeno l'arbitro sì, lo ha preso in mano. Primo fallo di questo secondo tempo per l'Union Borgo e un giallo per il numero 23 Andrea Mattiazzi. Sì, primo giallo anche tra le file della formazione dell'Union Borgo. Adesso vediamo incaricato a questa battuta, almeno fin qui, ha preso in mano il pallone il numero 47 Rafinha, che lo lascia giù. Potrebbe essere una chiave occasione quando mancano 42 secondi. Vediamo come Rafinha va anche a spingere l'avversario, sicuramente in modo anche inutile perché l'arbitro stava per arrivare, la distanza è stata chiamata, sono quei momenti che poi c'è tensione in campo, potrebbe però scatenare quella scintilla per qualcosa che non dobbiamo vedere e intanto si rialza anche Friedman. sì, Alle Mao, 40 secondi di gioco, Silon. fin qui partita molto sportiva. Sesta partita senza tanti problemi, qualche polemica ci può sempre stare, d'altra parte è il gioco del futsal, il pallone. Attenzione al fallimento, gol del vantaggio, proprio così intorno a Cesarini con Vigao che va a farsi trovare pronto sul secondo palo a 25 dalla fine, il numero 8 Iesolano Vigao trova il vantaggio E si sblocca Vigao in questa competizione. Grande gol, ma soprattutto grande azione. Rivediamo Rafinha, tutto solo Vigao sul secondo palo, gli serve una palla perfetta con i giri giusti e adesso a 25 secondi dal termine di questa seconda partita di oggi si è portato avanti il futsal Jesolo e maglia granata ed è arrivato anche il time out nel frattempo. Ascoltiamolo. La piramide. Vai, sempre Giulio. Ok? Giulio, al posto di Andre, ok? Pava rimane in campo, esce Conte, ok? Diretta su scandalo di vendita o con scopo? No, facciamo con scopo. E ho tenuto con... Devono sempre metterci, sempre loro devono deciderla. Fai subito il cambio del portiere? Sì, una casacca. No, c'è la lui. No, io sono... Vai! Con la maglia del portiere di movimento il numero 3 Scandagliato. Ultimi secondi di grande tensione per la squadra dell'Union Borgo condotta da mister Pettenello. Aspettiamo il fischio per ripartire con il gioco finale che sarà palpitante. Basic E qui sarà un tutto o niente. ha messo i big in campo mister Pettenello per Manforte, ma manca sempre meno, 15 secondi. Righi sul fondo anticipato da Alemao, il numero 7 Scotton, 13 secondi e 9 decimi. Righi per Basic, Scandagliato sul fondo, per in mezzo, Friedman dice di no e poi Silon da casa sua mette la parola fine alla partita e alla qualificazione. Il Bambero arrivato a dicembre per regalare emozioni allo Jesolo, scrive
la parola game over a 5 secondi dalla fine. Silon mette dentro il 3-1. Ed ha rischiato giustamente l'Union Borgo su questa situazione di gioco, ha messo in campo il portiere di movimento, poi grandissimo Silon, ma lo conosciamo già, è arrivato a fare il gol del 3-1 da casa sua, come dicevi tu Stefano, da grande distanza. Gli applausi, ed è finita con lo Jesolo che domani affronterà il Cosmos 9 nella semifinale. Dobbiamo decidere l'MVP. C'è un numero 8 che ha fatto una grande prestazione, Numero 8, Digao, perché Digao ha segnato il gol che poi ha dato alla vittoria definitiva. Digao MVP, andiamo giù a sentirlo. Tra l'altro grande gesto da parte dell'Union Borgo, che ancora mancavano 5 secondi ma ha già stretto le mani agli avversari. Adesso andiamo giù ad intervistare i ragazzi. Ciao signora, sai cosa segnare? Eccolo qui, Michele, quando vuoi ci dai l'ok. Vediamo se ci siamo, sì, ci siamo. Siamo già live, noi parliamo, speriamo le cavolate. Digao, quantità, qualità, avete avuto anche paura, però il gol del 2-1 ti fa premiare come MVP di questa giornata. Questo è tutto tuo, goditelo. Il premio di MVP, sai che poi puoi andare lì sopra a riscattare la tua card, il tuo highlights. Sicuramente credo sarà l'highlights del gol che è stato decisivo, poi il gol del 3-1 è arrivato a sancire effettivamente la vittoria per voi, una grande prestazione. Ci hai fatto vedere un sacco di dribbling, sei contento per la gara di oggi? E cosa ne pensi della partita? Sì, sappiamo che sarebbe stato, sta essendo una Coppa Italia di Serie C1 di altissimo livello veramente. Se vediamo anche le altre squadre che hanno giocato, non si può parlare che è un campionato di Serie C. È molto equilibrato, sì. Molto equilibrato, giocatori anche di livelli altissimo, campione. E per noi sì, questa prima vittoria è tanto importante, perché sappiamo che una partita secca è difficilissima, anche la prima della Coppa. Speriamo che adesso porti anche fortuna per le altre partite e facciamo bene, dai. In bocca al lupo per domani. Grazie allora, sai, in bocca al lupo, grazie a te. Non c'è il sorriso di qua, ma con due splendidi bambini, guardateli. Ma facci vedere, come ti chiami che non mi ricordo più? Elena, fai vedere lo striscione che hai fatto per il papà e per la squadra. Mi hanno tirato le orecchie perché ti chiamavo Bassic, ma il mio papà si chiama Bassic. Tutti gli arbitri ogni volta sbagliano. Guarda, fallo vedere là la telecamera, perché io sono bello ma la telecamera è di là. Mamma che splendore. Sì, adesso c'è il sorriso, anche se c'è l'amarezza. Quel gol vi aveva dato lo spirito, poi è venuta fuori la qualità negli ultimi minuti. Lo Jesolo un po' di più, però un grande Union Borgo. Hanno sfruttato bene il portiere di movimento e ci hanno messo in difficoltà con quello. È stato un peccato, però d'altronde sono una squadra esperta e sapevamo che era difficile, però dai, siamo stati bravi lo stesso. Sì, stasera mi raccomando tante coccole al papà, che deve sempre avere il sorriso, che tanto c'è il campionato, giusto? Batti un altro 5, Udi, a te l'ultima parola. Sì, sicuramente per voi immagino un grande rammarico, siete stati in parità, probabilmente sarebbero arrivati i rigori, ci stavamo aspettando tutti quanti i rigori in questa partita, primi rigori tra l'altro che non si sono ancora visti qui alla Belboté, e poi purtroppo per voi è arrivato quel gol a fine partita, però siete stati molto concentrati, quindi c'è anche da fare i complimenti ai ragazzi, sicuramente in campionato ripartirete da questa prestazione. Speriamo, sappiamo che questo sport dà e toglie, potevamo portarla a casa noi, l'hanno portata a casa loro, l'hanno sfruttato bene, non c'è niente da fare. Bravi loro. Grazie allora ciao ragazzi, fate bravi, ascoltate il cognome. Anche tu giochi a calcio? Appena chiamato. Che ruolo fai?
vabbè, ancora decidere. devi diventare grande come il papà e dopo giocherai anche il tuo calcio o calcio a 5, ok? E tu invece che sport fai? Ginnastica artistica. Beh, sei bellissima, è logico che fai ginnastica artistica. Bravi ragazzi, in bocca al lupo a Matteo, ci vediamo alla prossima perché comunque di Final 8 di solito ci si vede. E l'anno prossimo devo ricordarmi Basic, giusto? Anche voi siete Basic, vero? Bravissimi. Ciao ragazzi, un siparetto con i bimbi di Matteo Basic, giocatore che aveva fatto un po' illudere anche l'Union Borgo e poi lo Jesolo ha mostrato qualità. In tribuna Roberto Tosin, allenatore del Cosmos, mi ha spalancato gli occhi per questo finale. Domani alle ore 19 abbiamo la prima semifinale di C1, Cosmos 9 Futsal Jesolo. Visto le due partite, cosa possiamo aspettarci da domani? Beh, allora sicuramente l'ultima partita è stata molto intensa, le due squadre si sono equivalse, poi alla fine la qualità del Futsal Jesolo ha mandato a casa l'Union Borgo. Il Futsal Jesolo sicuramente attraverso i propri giocatori dovrà tentare di fare anche qualcosina in più rispetto a oggi, mi permetto di dire. Poi nel secondo tempo effettivamente a 10 dalla fine con l'utilizzo del portiere di movimento si è vista la differenza, partita sicuramente decisa anche questa dagli episodi. Nella partita di domani ci aspettiamo sempre un grande equilibrio e sarà sicuramente una grande semifinale. Equilibrio e un grande quarto di finale. Invece tra poco più di un'oretta alle 19 ci sarà la terza giornata Miti Vicinalis contro la sesta Marco Futsal Belluno e Montebelluna, non Belluno purtroppo manca da un po' nel campionato massimo regionale. Allora appuntamento qui live sempre su Futsal Veneto TV. A tra poco, ciao!